Gli infortuni sul lavoro sono tanti, ancora molti. Nonostante un lieve calo degli infortuni nel 2023, il numero rimane allarmante, un trend che nell'ultimo decennio rimane purtroppo sempre costante. La ricerca di Fondazione Corazzin sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Veneto evidenzia una situazione preoccupante riguardo la sicurezza sul lavoro nella nostra regione. Gli infortuni mortali colpiscono maggiormente gli stranieri, i lavoratori tra i 55 e i 64 anni. In termini numerici, nel 2023 sono stati denunciati oltre 69.000 infortuni in Veneto, di cui 58.000 in occasione di lavoro, con un calo del 17,67% rispetto al 2022. L'incidenza degli infortuni rispetto agli occupati è leggermente diminuita, passando dal 3,79% nel 2013 al 3,15% nel 2023. Gli infortuni con esito mortale sono stati 72, con una contrazione del 12,2% rispetto all'anno precedente. Questi dati riflettono la necessità di un impegno più incisivo per migliorare la sicurezza sul lavoro. È un calo troppo lento perché ci vorrà troppo tempo per portare davvero la salute e la sicurezza nei posti di lavoro. Serve fare un salto di qualità. In che modo? In che modo? Rafforzando la collaborazione fra tutti i soggetti. Chiediamo di rafforzare numericamente e qualitativamente gli SPISAL perché possano davvero vigilare nel territorio. Il numero elevato di infortuni denunciati e la difficoltà nel ridurre significativamente gli infortuni gravi e mortali mostrano che gli sforzi attuali non sono sufficienti, specialmente nel settore edile, il più colpito assieme ai settori delle costruzioni, trasporto, agricoltura e manifatturiero, con particolare criticità nei territori del veronese e veneziano. Calcoliamo che noi registriamo ogni 2 giorni un morto per infortunio nel settore dell'edilizia a livello nazionale. È un dato estremamente preoccupante. Dobbiamo avere dei lavoratori che sono formati per affrontare queste sfide, ma anche delle imprese che siano certificate, delle imprese che abbiano la capacità di poter fare e eseguire i lavori, aziende, imprenditori che abbiano la capacità di capire cosa vuol dire cultura della sicurezza.